150 fiaccole antilucciole e nemmeno una prostituta lungo la statale SR11. La marcia, organizzata dalla Lega Nord dell'Ovest Vicentino per promuovere il referendum di abrogazione di parte della legge Merlin e dire basta alla prostituzione di strada, schiera in prima linea i primi cittadini dei 4 comuni: Milena Cecchetto di Montecchio, Claudio Catagini, Altavilla Vicentina, Stefano Giacomin, Creazzo e Marilisa Munari, Sovizzo, accompagnati dalla senatrice Erika Stefani e dall'eurodeputata Mara Bizzotto. Con loro, anche se in ritardo, è arrivato il sindaco di Mogliano Veneto e promotore della proposta referendaria Giovanni Azzolini, ma soprattutto al fianco degli amministratori i residenti, stanchi di vivere il degrado che da anni occupa le strade dei loro quartieri. L'adesione forse non è stata come ci si aspettava, ma il messaggio univoco dei sindaci e cittadini è chiaro: il governo e il mondo politico nazionale deve muoversi, lo sfruttamento c'è, anche perché oggi in Italia non c'è una legge. Alla fiaccolata ha aderito anche il consigliere comunale di Vicenza Claudio Cicero e gli esponenti della Lega Nord cittadina, che hanno voluto sottolineare l'assenza dell'amministrazione di Vicenza. Se è vero che ci vuole una legge ad hoc, spiega Carlo Rigon, segretario cittadino della Lega, l'incombenza del referendum è uno stimolo perché il governo si occupi della vicenda.